Terza corsa, la prova riservata ai gentleman, categoria FE. Aron del Ronco, Vasterbo Sky High, Bella, Bluez, Venanzo Jet. In seconda fila Blanca, Capta, Camelot R, Duchessa Griff, Bacaudi, Casei. Autostart inizia ad accelerare, qualche incertezza da parte di Bacaudi Casei, parte con molta calma Venanzo Jet, si parte con veloce Bluez che cerca di scavalcare Bella, la quale con l'ausilio della curva prova a rientrare, lottano Bella e Bluez. Se le danno di santa ragione sulla prima curva, è partito fortissimo Camelot R dalla seconda fila che figura secondo in corda, rientra Bella a Bluez, 14,2 il lancio e si continua ad andare. Bella al comando, Bluez di fuori, fuoco alle polveri sin dai primi metri, 28,4 i primi 400 metri di corsa. Si ritrae Bluez in terza posizione, così che Bella può provare un po' a rifiatare. È rimasta allo scoperto Duchessa Griff che si porta in scia, Capta. Si viene davanti alle tribune con Bella che guida nei confronti di Camelot R. Bluez che sembra già prepararsi a tornare all'esterno anticipando Duchessa Griff. E così è, dopo 800 metri passati in 58,2. Bluez all'esterno di Camelot R. Prova a ritornare su Bella, la quale continua a camminare all'avanguardia. Duchessa Griff in seconda pariglia, Capta in terza pariglia. Se ne va un chilometro in 1,13,6 con Bluez che ritorna all'attacco di Bella. Si prepara Capta che inizia a spostare in mezzo alla pista, trova l'anticipo da parte di Duchessa Griff, scatta Duchessa Griff che prova ad andare sui due di testa che continuano a duellare a 400 dal palo, 14,7 la retta di là, 1,28,3 i tre quarti di miglio, insiste Duchessa Griff, protesa a lato di Bluez che sul passo sta passando nei confronti di Bella, in quarta ruota Capta, lotta apertissima all'ingresso della dirittura d'arrivo con Bluez che rientra in vantaggio, Duchessa che attacca all'esterno in mezzo alla pista, Capta, Bluez in vantaggio, Capta che scatta, Duchessa sul passo, Capta e Duchessa che vanno a lottare, Duchessa Griff è ancora davanti, Duchessa Griff che la porta a casa nei confronti di Capta e di Bluez finiti in linea. 30,5 a chiudere, 1,13,9 ragguaglio cronometrico. Otello Zorzetto e Duchessa Griff dalla seconda pariglia in scia Bluez vengono a sprintare in mezzo alla pista e nel finale guadagnano un qualcosa di vantaggio che è fondamentale. Miki Raimo al training, i colori della signora Anna Esposito per Duchessa Griff, la 5 anni da Ideale Luis che porta a casa il successo, mentre è micidiale la foto per il secondo con Capta al largo che probabilmente riesce a carpire il secondo posto a Bluez che comunque ha fatto un numero, ma si deve accontentare della terza moneta. La vittoria per Duchessa Griff, Otello Zorzetto, Michele Raimo, la signora Anna Esposito.